Buongiorno Vescovo, oggi una visita qui a Porto Empedocle al Comune, è un momento sicuramente bello, interessante anche per le istituzioni che si incontrano, no? Sì, nella visita pastorale si bussa anche alla porta delle istituzioni, quelle istituzioni con cui insomma, abbiamo interessi in comune. Quali interessi? No? Il bene comune e la passione per l'uomo. Sono due temi importanti, impegnativi e penso che anche trovare alleanze da questo punto di vista tra Chiesa, comunità ecclesiale, comunità civica, amministrazione comunale può essere un valore aggiunto a servizio, Papa Francesco direbbe, del popolo santo di Dio, a servizio dei cittadini tutti, insomma. Sindaco, ecco, questa visita è importante, diciamo, per l'incontro delle istituzioni. Per noi rappresenta un momento di particolare importanza ed orgoglio, anche perché la presenza di Sua Eccellenza qua al Comune di Porto Empedocle sta a significare l'attenzione che c'è da parte del Vescovo e della Curia Agrigentina su Porto Empedocle, ma in generale su tutti i comuni della provincia, perché ha detto bene poco fa il Vescovo, l'unione tra le varie presenze sul territorio, la Chiesa, le amministrazioni, le forze dell'ordine, tutti quelli che si impegnano per la città, per la gente, e quindi è necessario fare insieme coesione in modo tale da cercare di dare risposte migliori ad una collettività difficile da amministrare sia dal punto di vista civico ma anche dal punto di vista ecclesiastico, ma diciamo che l'unione fa la forza, e quindi la visita di Sua Eccellenza oggi per noi è un momento di orgoglio e di grande interesse. Le istituzioni si incontrano oggi, questa visita tra il Vescovo e il Sindaco di Porto Empedocle ha un significato ovviamente. Sì, è importante che le istituzioni religiose incontrano le istituzioni civili, d'altronde sono degli interessi che ci accomunano per molti punti di vista, no? Perché entrambi cerchiamo di conseguire quello che è il bene per l'uomo, il bene comune. Ed è importante che entrambe le istituzioni all'interno di una comunità collaborino e lavorino insieme in sinergia naturalmente, ma sempre per il bene della comunità, che è il bene supremo poi alla fine. C'è una voglia anche di cristianità anche nel rapporto tra la Chiesa e le istituzioni civiche? Certo, noi non dobbiamo mai dimenticare le nostre origini, no? Che sono fortemente le cristiane, e quando sono importanti i valori cristiani, no? Il fondamento del Vangelo, e così anche le persone che vivono quei valori, naturalmente si sviluppa anche il senso civico, se così possiamo dire, perché sono valori per il bene dell'uomo fortemente antropologici, che stanno a fondamento della nostra vita, no? Perché l'insegnamento di Gesù poi in fondo si basa su questo: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, quindi contrariamente a quanto si potrebbe pensare, proprio la Sacra Scrittura è antropocentrica, perché Gesù mette sempre al centro l'uomo, il bene soprattutto dell'uomo.